In regione continua la diatriba tra maggioranza e minoranza rispetto all'emergenza granchio blu. I consiglieri Montanariello e Camani, Partito Democratico, continuano a sottolineare l'esiguità, a parer loro, dei fondi regionali e nazionali stanziati per affrontare la problematica. 80.000 euro da parte della Regione Veneto e meno di 3 milioni da parte del governo Meloni per tutta Italia. Questo per quanto riguarda le economie messe a disposizione dei pescatori che devono affrontare l'emergenza, ma per il momento, continua il consigliere Montanariello, le soluzioni risolutive sembrano buttate a caso, a partire dal consumo sulla tavola, e afferma: nemmeno se tutti gli italiani lo mangiassero tutti i giorni si risolverebbe il problema, senza contare, osserva, del calo a picco del prezzo sul mercato, che non sarebbe un incentivo alla pesca. Per pescare il granchio servono altri strumenti che significherebbero una nuova spesa per i pescatori, senza contare che alcuni attrezzi potrebbero danneggiare l'ambiente e quindi la biodiversità. Secondo i consiglieri Dem, l'unica soluzione consiste nello studiare seriamente, mettendo in campo risorse, il fenomeno e come arginarlo. Per quanto riguarda le nostre lagune, per il momento non sembrano vivere lo stesso problema del vicino Delta del Po, ma temono per il prossimo anno. Questa stagione, all'insegna dei granchi, con l'abbassamento delle temperature, dovrebbe volgere al termine, ma non bisogna abbassare il livello d'attenzione. La natura ultimamente sembra riservare sempre nuove sfide. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.